Buongiorno a tutti, cari nel Signore, benvenuti. È sempre una gioia trovarci qui insieme per adorare il Signore. A nome della Chiesa di Udine voglio dare il benvenuto ai nostri amici che ci seguono da casa e lo volevo fare con queste meravigliose parole che troviamo nel Salmo 115. Il Signore moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Cantiamo insieme proprio e benediciamo il Signore con questo canto: benedetto il nome del Signore. Benedetto sei tu, Signore, benedetto il nome tuo, come abbiamo cantato. Grazie, Signore, per la vita, Signore, che è un dono tuo. Grazie per ogni tua benedizione, Signore. Questa mattina vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti, vogliamo adorarti, Signore, perché tu ne sei degno. Grazie, Signore, per ogni cosa, ma grazie soprattutto per quella croce, Signore. Grazie per il sacrificio del Signore Gesù, che su quella croce ha inchiodato il nostro peccato e il peccato di tutti quanti vogliono ricevere questo dono di grazia. Così, Signore, questo tempo vogliamo dedicare a te. Signore, che la lode questa mattina possa essere una lode gradita a te, Signore, perché è fatta con un cuore sincero, con un cuore rinnovato, Signore, dalla tua grazia. Ti benediciamo, Signore, ti adoriamo per Cristo Gesù. Amen. Amen. Lodate il Signore, voi nazioni tutte, celebratelo, voi tutti i popoli, poiché la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. Siamo tutti invitati dal Signore a lodarlo, a celebrare il suo nome perché Egli è buono e la sua parola e la fedeltà sua e la bontà durano per sempre e la sua parola è verità. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore. Sono le parole del canto che desideriamo elevare al nostro Dio questa mattina, cantandolo insieme con tutto il cuore. E questo invito lo facciamo anche a te che sei a casa, ai nostri amici. Cantatelo insieme a noi e unitevi alla lode perché il Signore ne è degno. Io credo in te.
abbiamo detto al Signore che apparteniamo a Lui, che crediamo in Lui, che vivremo per Lui, che canteremo con tutto il cuore. Quello che abbiamo fatto, e se questo viene dal nostro cuore, il Signore è in mezzo a noi ed è felice di ascoltare le lodi che vogliamo elevargli questa mattina. Volevo condividere ancora una lettura, ancora un salmo, il 138. Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, dice Davide. Davanti agli dei salmeggerò a te. Adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. Nel giorno che io ho gridato a te, tu mi hai risposto. Mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Tutti i re della terra ti celebreranno, Signore, quando avranno udito le parole della tua bocca, e canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Ancora questi salmi, ancora questo salmo che ci invita, ma non è il salmo che ci invita, è il Signore stesso che ci invita ad adorarlo e ci invita a farlo con tutto il cuore, come Davide in questo salmo dice: canterò, offrirò a te, ti celebrerò con tutto il mio cuore, che noi abbiamo letto nel primo versetto. E la lode che il Signore si aspetta, come l'abbiamo cantata, è una lode che viene dal cuore, è una lode che viene da dentro, è una lode che attraverso la grazia, attraverso un cuore trasformato proprio dalla sua grazia, non può far altro che lodare il Signore. E questa mattina penso che tutti noi abbiamo questo spirito di lodarlo, di benedirlo, di ringraziarlo, perché ogni cosa è sua e Lui è degno, perché abbiamo letto la tua fedeltà e la tua bontà durano in eterno. Possa quindi questa mattina il Signore gradire quello che stiamo per offrirgli, quello che stiamo offrendogli, e volevo invitare tutti voi, tutti noi insieme a ringraziarlo, a dargli questa lode attraverso la preghiera. Non c'è cosa più grande che rivolgersi a Dio attraverso la preghiera, perché la preghiera è quello che ci collega al cielo. Noi attraverso la preghiera adoriamo, noi attraverso la preghiera ringraziamo, noi attraverso la preghiera portiamo a Lui i nostri pesi, noi attraverso la preghiera è qualcosa che il Signore ci ha dato, e preghiamo insieme e adoriamo in questo caso attraverso la preghiera. Prego. Sì, Signore, noi ti vogliamo benedire, ti vogliamo adorare, vogliamo mettere ogni tempo della nostra vita nell'adorazione al tuo nome, Signore. Ma soprattutto questo momento, questi momenti in cui noi ci presentiamo per questo sacrificio domenicale, perché questo è un sacrificio, Signore, a te dovuto, come sta scritto, sacrificio profumo soave. Non abbiamo animali da metterti davanti, da uccidere, sangue da spargere, perché il tuo sacrificio è già stato fatto. Noi, Signore, rinnoviamo soltanto questo ricordo e soprattutto questa tua resurrezione, Signore, perché questo è il giorno in cui tu sei risorto. Sia benedetto il tuo nome, Signore, per la tua resurrezione, per il tuo sacrificio, per la tua venuta nella storia. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché tu ci hai redenti, ci hai fatto nascere di nuovo, perché eravamo morti nel peccato. Signore, noi ti lodiamo e ti glorifichiamo per quello che tu hai fatto nelle nostre vite, per quello che tu hai fatto nella storia, Signore. Sia benedetto il tuo nome, sia benedetto il nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Amen.
O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Poich'io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna, le stelle, che tu hai disposte. Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prendi cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che percorre il sentiero dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Sì, Signore, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, perché la natura che noi osserviamo ogni giorno ci parla di te, Signore. I suoi profumi, i suoi colori, tutto ricorda te, Signore. Colui che l'ha creato, colui che l'ha formato. E hai formato anche noi, Signore. Come abbiamo appena letto, tu ci hai fatto poco inferiore a te. E noi vogliamo lodarti e ringraziarti, Padre, per quello che tu hai fatto per noi. Eravamo persi, eravamo senza pastori, però tu ci hai presi e ci hai tirato fuori dal pantano e ci hai messo sulla roccia, che è Cristo Gesù. E noi questa mattina ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo Gesù. Amen. 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 Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Io, Signore, voglio ringraziarti e lodarti perché l'hai fatto quando ci hai salvato dal peccato, quando abbiamo compreso di essere perduti. Signore, lo fai ogni giorno che ci rendiamo conto, Signore, che ancora manchiamo davanti a te, ti desideri riconciliarci, Signore, ci spinge a questo. Io voglio benedirti, Signore, perché sei tu che non ci lasci orfani, Signore, non ci abbandoni, ma corri ancora da noi a aiutarci a renderci conto, Signore, di riconciliarci con te. Signore, io voglio benedirti, Signore, perché tu sei colui che ha dato queste parole al salmista, a Davide, e ancora, Signore, la tua parola è efficace nelle vite di coloro che credono in te. Io voglio benedirti e glorificarti, Signore, perché tu sei il Dio degno di lode, Signore. Per questo io ti lodi e ti ringrazio in nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la tua mano su di me. Signore, con questi versetti fai capire che tu sei l'unica via di scampo da questo mondo. Sei la nostra sicurezza, sei la nostra roccia, sei l'unico vero Dio del mondo, Signore. Noi ti ringraziamo perché con questi versetti ci fai capire che siamo sicuri nelle tue mani, Padre Santo. Per questo oggi noi siamo qui a lodarti e a ringraziarti per tutto. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, grazie, Signore, perché siamo qui riuniti, Signore, davanti a te, Signore. E questo non è una cosa da sottovalutare, perché non sempre si può essere tutti assieme, Signore. Ma oggi siamo qui, Signore, siamo nella tua casa, siamo davanti a te, Signore, dove possiamo ricaricarci, dove possiamo lodarti, dove possiamo ringraziarti per tutto quello che tu fai per noi ogni giorno, in tutta la settimana, Signore. Ma noi la domenica possiamo venire qua, possiamo metterci nelle tue braccia, Signore, possiamo rilassarci, Signore, possiamo pensare a te tutto il giorno, tutti i momenti, Signore, possiamo lodarti, possiamo passare una giornata con te, Signore, senza essere presi da mille faccende, Signore, come questo mondo va di corsa, ma qui ci possiamo fermare, possiamo riflettere, possiamo ritrovare te, Signore, ritrovare la comunicazione con te, stare con te, ricucire quella linea diretta, Signore, che ci fa comunicare con te, Signore, ci fa
lodarti, Signore, ringraziarti per tutto quello che tu fai, per quello che anche non sappiamo che fai. Tu hai creato la terra e il cielo, hai tutta la terra lode a te, Signore. Noi ti ringraziamo per questo, ti vogliamo lodare, ti vogliamo innalzare, Signore, perché tu sei degno di tutto questo, Signore. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo con tutto quello che oggi faremo, Signore. Sia benedetto il tuo nome. Amen. Amen. Padre, Signore, grazie. con cuore grato e un cuore riconoscente, Signore, che questa mattina possiamo essere uniti di un solo cuore per dare a te la lode e la gloria che ti appartengono, Signore, da sempre. E noi come peccatori, come già è stato detto, salvati per grazia, vogliamo ricordare sempre e ogni giorno ciò che tu hai compiuto nella nostra vita, e per questo, Signore, vogliamo essertene grati nel tempo favorevole e nel tempo sfavorevole, e riconoscenti sempre, Signore, che tu hai compiuto in noi una grande opera. E come dice il salmista, se Dio non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia albergherebbe nel soggiorno dei morti. Signore, noi ti ringraziamo perché tu hai dato a noi la vita, ma soprattutto tu hai dato a noi la vita eterna, quella promessa a cui noi crediamo e perseguiamo, Signore. Ma ciò che ti chiediamo è che tu ci conceda ancora oggi, in tempi come quelli che stiamo vivendo, Signore, di continuare a predicare la tua parola, perché la lettera di Pietro ce lo dice in un modo molto chiaro, affinché predichiate la parola di Dio, voi che siete stati tratti dalle tenebre e siete stati trasportati nella sua meravigliosa luce, voi che prima non eravate un popolo, ma oggi siete il popolo di Dio, a voi che non era stata fatta misericordia vi è stata fatta. Quindi, Signore, concedici ancora oggi, senza vergognarci, di predicare la tua santa parola, perché crediamo ancora oggi che la tua parola è potente da toccare i cuori, da cambiare le vite, come lo hai fatto in noi. Benedicici, Signore, benedici quanti sono nella sofferenza, quanti sono nelle carceri, quando vivono nell'angoscia. Vogliamo predicare che c'è una speranza, che è Gesù Cristo, benedetto in eterno. Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo per il privilegio, Signore, di poter essere alla tua presenza, grazie in virtù del nostro Signore Salvatore Gesù, Signore. Ti adoriamo per chi tu sei, Signore. Ti adoriamo per ciò che fai, per ciò che hai fatto, Signore, per ciò che farai. Grazie perché sei il nostro Dio, il solo, l'unico vero Dio, il creatore di ogni cosa, e colui che ha tutto sotto il suo controllo, Signore. Benedetto il tuo nome, benediciamo il tuo nome ora e in eterno. Amen. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo col suono della tromba, lodatelo col salterio e la cetra, lodatelo col timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia. Nell'antico patto il popolo di Israele adorava Dio nel Tempio. Noi invece abbiamo il privilegio di andare direttamente alla presenza di Dio attraverso quell'unico sacrificio che Gesù ha fatto una volta per sempre per tutti noi,
e ci ha introdotti direttamente alla presenza di Dio. Continuiamo la nostra lode con tutti gli strumenti che il Signore ha messo a nostra disposizione. Grazie ai musicisti che rallegrano i nostri cuori con la musica, ma grazie anche ai ragazzi che si occupano della parte tecnica. Ma lo strumento più importante di tutti è lo Spirito che regna nei nostri cuori, è quello che questa mattina e che ogni giorno ci spinge all'adorazione, ci spinge a ringraziare il Signore ogni mattina quando ci alziamo e apriamo gli occhi. Non è scontato che noi domani mattina o fra un minuto, fra un'ora, i nostri occhi siano ancora aperti. È un dono di Dio, la vita è un dono di Dio, è Lui che ci ha creati, è Lui che ci ha dato una vita nuova, una vita abbondante nel Signore Gesù. E questa vita abbondante noi vogliamo dedicarla a Lui, vogliamo piacere a Lui, desideriamo fare la Sua volontà e lo vogliamo fare ogni giorno. Perciò c'è motivi di ringraziamento ogni mattina, c'è motivi di adorare il Signore quando guardiamo il cielo, quando guardiamo il sole che splende, anche quando c'è la pioggia e il vento, perché ogni cosa è sua, ogni cosa l'ha creata Lui e ogni cosa l'ha messa a disposizione nostra. E perciò abbiamo 1000 ragioni per ringraziare il Signore. E volevo fare questo canto prima di passare la parola a Davide, che ci porterà il messaggio che il Signore questa mattina gli ha messo nel cuore. E il Signore che parlerà attraverso la sua bocca, come lo ha fatto stamattina attraverso la mia bocca. Siamo strumenti nelle sue mani e quindi vogliamo continuare ad essere usati da Lui per dare gloria e benedire il suo nome per sempre. 1000 ragioni. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui io confido. È bello celebrare l'Eterno, l'Altissimo, proclamare al mattino la sua benignità e la sua fedeltà ogni notte, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, e perciò io grido di gioia per le opere delle tue mani. Quanto sono grandi le tue opere, o Eterno, e come sono profondi i tuoi pensieri. O Eterno, rimani l'eccelso per sempre.
privilegio di stare con voi, sempre. Udine ha un posto speciale nel mio cuore. Dopo 19 anni che abbiamo passato qua, Udine è proprio speciale per noi. Stamattina vorrei condividere con voi? Da Primo Giovanni, capitolo 2. Mia moglie si chiama per voi, Rachele, Tucker, come volete, ma in realtà non è proprio il suo vero nome. Sapete cos'è il suo vero nome? Cognome sì. Diciamo il suo vero nome legale è Rahel Anna Hess. O da sposato per gli svizzeri Rahel Anna Tucker Hess. Lei è svizzera. Ma come sappiamo che lei è svizzera? Come sappiamo? Quale evidenza c'è che dimostra che lei è svizzera? Forse qualcuno mi direbbe, ma ha il passaporto svizzero, vedi? Anche la sua foto dentro. Vedi? È vero che ha un passaporto svizzero, ma siamo sicuri che è autentico? Oggigiorno ci sono degli esperti che riescono a creare un facsimile di un passaporto che sarebbe difficile dire che non è o che non è autentico. Sarebbe difficile dire. Allora come potremo sapere che Rachele è veramente svizzera? Se qualcuno dovesse sentirla parlare italiano, direbbe che lei fosse italiana. Infatti, diciamo, quando arriviamo a Pordenone, appena sposato, sapete cosa è successo? Siamo andati alla questura per registrarla. E cosa è successo? Il capo della polizia mi ha detto, lei potrebbe dirmi che lei è svizzera quanto vuole, per me lei è romana. Come potrebbe essere romana? Perché, diciamo, prima di sposarmi, lei abitava a Roma per 10 anni. E aveva fatto cadenza a Roma, romana. Lei parla benissimo italiano, senza accento. Allora come potremmo sapere che Rachele è veramente svizzera e non italiana? Esistono delle prove? Delle evidenze oltre al passaporto che dimostrerebbero che lei è svizzera? Conoscendola ormai da tanti anni, siamo sposati da 36 anni, il mese prossimo, e lo conosco 2 o 3 anni prima. Conoscendolo bene direi di sì. Per esempio, lei parla non soltanto italiano bene, inglese discretamente, francese e anche ovviamente tedesco, ma parla il tedesco svizzero come la sua lingua madre, con una cadenza zurighese e ovviamente senza accento straniero. E uno non parla quella lingua tedesco-svizzera o svizzera-tedesca perfettamente senza accento se non è cresciuto in una famiglia svizzera-tedesca. Ti dico subito. È difficilissima. Questo per me sarebbe una chiara indicazione o evidenza che lei è svizzera, ma ci sono anche le altre. Anche se Rachele vive in Italia da oltre 35 anni, ormai direi oltre 45 anni, quasi. Non so, 35 anni con me, ma oltre 40 anni, 45 anni in Italia. Certi comportamenti suoi
certe reazioni sue sono nettamente della cultura svizzera. Non sono italiane, non sono americane. Come il proverbio secolare dice, si può portare Rachele ad abitare fuori dalla sua cultura svizzera in un altro paese, ma la sua cultura svizzera, che è radicata in lei, non si può estrarre. Lei sarà sempre svizzera, culturalmente. Non si può negare. Si può cambiare queste cose, però la cultura è radicata in noi, dove noi siamo cresciuti. È lì in lei per sempre. Rachele è e resterà sempre svizzera nel suo modo di pensare, nel suo modo di agire. Ci sarebbero anche altre prove, ma almeno qui penso che abbiamo già abbastanza evidenza per dimostrare in modo convincente che Rachele sia una svizzera autentica. Adesso spostiamo lo stesso ragionamento all'argomento della fede. Io dico di essere un credente cristiano, nato di nuovo. Ma come posso saperlo di sicuro? Come posso saperlo di sicuro? Potrei dire sono un vero cristiano nato di nuovo perché il mio nome è sull'elenco dei membri di questa chiesa, della chiesa evangelica, su questa strada. Via Grazia. Il mio nome è proprio sull'elenco. Io sono nato di nuovo, membro di questa chiesa. E questa è una garanzia? 100%? Non direi. O potrei dire, sono un vero cristiano perché sono battezzato, o perché frequento regolarmente la chiesa, o perché leggo spesso la Bibbia e prego regolarmente. Ma sono vere prove autentiche? È vero che un vero cristiano dovrebbe anche dimostrare e praticare queste cose, ma non sono prove 100% dell'autenticità di una vera fede. Potrei fare e aver fatto tutte queste cose e non essere veramente nato di nuovo. Allora esistono delle prove concrete che dimostrano nettamente che sono un vero cristiano nato di nuovo? Esistono? Direi di sì. Non perché dico io, ma perché Dio lo dice espressamente nelle Sacre Scritture. Infatti, una delle ragioni perché l'Apostolo Giovanni ha scritto la sua prima lettera era proprio per darci delle prove concrete della nostra fede, anche affinché potessimo sapere con certezza che siamo nati di nuovo e che possediamo la vita eterna in Cristo. Infatti, verso la fine della sua prima lettera, in capitolo 5, versetto 13, è scritto: Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E stamattina vogliamo esaminare insieme due di queste prove che si trovano in capitolo 2. Allora leggiamo insieme 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 3 fino ad 11. Versetto 3, capitolo 2, versetto 3. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. E da questo conosciamo che siamo in lui.
Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Carissimi, non vi ho scritto un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avete fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui ed in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre, non sa da dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Eccoci subito la prima prova. Siamo credenti o non siamo credenti? Io dico queste cose perché ho visto nelle chiese nostre a Udine ci sono persone battezzate, sono stati battezzati. Hanno frequentato la nostra chiesa per un bel po' di tempo. Adesso vivono nel mondo. Non vivono più per Cristo. Probabilmente ci sono anche persone qui, in questa chiesa qua. Non mi ricordo molto bene, però ho una collega, missionario per 25 anni, che adesso dice, non so se Dio esiste. Nega la fede tutto. Dove è la fede? Come possiamo sapere? Non il fatto di essere battezzato o che leggo la Bibbia, non è quello, ma Dio ci dà delle prove. Dio ci dà delle prove. Ecco la prima prova. Un vero credente ubbidisce i comandamenti di Dio. Ubbidisce. Con gioia di solito. Non sempre, ma anche senza gioia. Però ubbidisce perché vuole. Il versetto 3 fino a 6. Proprio sono parole di Dio. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. E la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. E da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Più chiaro di questo non esiste. L'Apostolo Giovanni dice qui, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Dall'evidenza che sta per dire, possiamo sapere o meno che abbiamo conosciuto Dio, che siamo i suoi figli, che siamo i veri cristiani, che siamo nati di nuovo. Allora da che cosa? Da questa prova. Se osserviamo i suoi comandamenti, cioè se ubbidiamo quello che egli ci dice di fare. Non significa che siamo già diventati perfetti, non sto dicendo questo, e nemmeno Giovanni, nella nostra ubbidienza, ma che l'intenzione del nostro cuore è di ubbidirlo. Che l'intenzione del nostro cuore è di osservare i suoi comandamenti. Gesù stesso dice la stessa cosa, con altre parole, in almeno 2 situazioni dei Vangeli. Guardiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 15. Se voi mi amate, cosa dice Gesù? Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se lo amiamo, osserveremo i suoi comandamenti, gli ubbidiremo. Se non lo abbiamo, ovviamente non lo faremo, perché poi anche in Matteo, capitolo 7, questo è un versetto che mi ha sconvolto qualche volta nel passato. Capitolo 7, versetto 21-23, alla fine del sermone sul monte. Matteo 7, 21. Non chiunque mi dice, Signore, Signore,
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Poi dice una cosa scioccante. Non sono le mie parole, sono proprio le parole di Gesù. Molti mi diranno in quel giorno: ma Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato, predicato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti, miracoli? E Gesù dice: allora dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Qui Gesù è piuttosto esplicito. Non tutti che dicono di essere credenti, che dicono a Gesù: Signore, Signore, sono veri credenti e entreranno nel regno dei cieli. Sono quelli che fanno la volontà di Dio, solo quelli che fanno la volontà di Dio. Dio Padre entrerà nel regno dei cieli, nel suo regno. Gesù sta dicendo qui che la vera prova di essere un suo figlio non è di aver profetizzato o predicato dei messaggi nel nome di Gesù, o di aver cacciato dei demoni da qualcuno, o di aver compiuto dei miracoli nel nome di Gesù. Sappiamo che anche il diavolo compierà dei miracoli nel futuro. Infatti, in versetto 22-23, Gesù dice che molte persone, non dice pochi, molte persone che avranno fatto tali cose saranno respinte nel giorno del giudizio, quando Gesù diranno loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Allora la vera prova che uno appartiene a Cristo è che fa la volontà di Dio Padre, che osserva i suoi comandamenti, che ubbidisce quello che Gesù lo dice di fare. Giovanni continua nella sua lettera in versetto 4, chi dice: io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo, e da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui, dimorare in lui, deve camminare come egli camminò. Giovanni qui è piuttosto, lo dico fra virgolette, bianco e nero. Non juventino, non udinese, ma bianco e nero nel senso chiaro in quello che dice. Non importa quello che uno dice, importa quello che uno fa. Se uno dice di essere credente ma non ubbidisce i suoi comandamenti, quella persona è un bugiardo. La verità non è in lui. In altre parole, non c'è nessuna evidenza che è un vero credente. Anzi, l'evidenza indica che non è un vero credente. Anche se frequenta regolarmente la Chiesa, anche se legge la Bibbia, anche se predica o guida il culto, eccetera. Ma chi osserva, mette in pratica la sua parola, ubbidisce i suoi comandamenti, in questa persona l'amore di Dio è veramente completo. Facendo un riassunto del discorso, possiamo dire: se questa ubbidienza dal cuore non è una caratteristica della mia vita, non posso dire che sono un vero credente. Invece, se la mia vita è caratterizzata dall'ubbidienza ai comandamenti di Dio, almeno le mie intenzioni in questo senso, allora è una chiara prova che sono un vero credente, nato di nuovo. Io mi ricordo benissimo, anche qui, in questa chiesa, c'era un uomo che per anni ha frequentato la nostra chiesa, ma rifiutava il battesimo e prendeva la Santa Cena lo stesso. Io sono andato a lui e se senti, abbiamo detto pubblicamente: ti dobbiamo chiedere di non prendere la cena se non sei battezzata. Ma io non entro in quella acque sporche. Io ho detto: senti, ti voglio bene, ma Gesù dice, io non entro in quella.
non frequenta più. Se Gesù dice battezzati, testimonia al mondo che tu appartieni a me, fa vedere al mondo, fammi vedere l'evidenza. Tu dici, dimostra agli altri. E tu dici, Gesù è il mio Signore, e tu dici, quando Gesù dice fa questo, dici, no, non lo faccio. Come potrei chiamarlo il Signore della mia vita? Cioè, assurdo. Assurdo. Se Gesù mi dice fa questo, no. Come potrebbe essere il mio Signore? Non potrebbe mai essere. Abbiamo diversi esempi, più tristi ancora, alla Chiesa di Trieste. Persone che per anni hanno seguito, uno che ha anche insegnato la scuola domenicale. Adesso ha lasciato la Chiesa, convive con un'altra persona. Mi rattrista, ha frequentato anche i corsi di eBay. Adesso non vuole più sentire. Tristissima. Cos'è la vera prova? Non che frequento eBay, non che leggo la Bibbia, che frequento una chiesa, che sono battezzato, ma che obbedisco alla parola di Dio. Col cuore. Col cuore. Domanda. Come va la tua obbedienza alle cose di Dio, quelle che Dio dice di fare? Come va la tua obbedienza? C'è qualcosa? Ah no, questo non mi va. Non possiamo scegliere. Quando noi diamo, quando noi diamo a Dio il diritto di governarci, diamo tutta la mazza di chiave. Se teniamo qui una piccola, Signore, io ti do tutta la mia vita, però questa chiave qui, piccolino, però tengo io. Se Gesù non è Signore di tutta la mia vita, non è il Signore affatto. Gesù non accetta 99,9%, accetta solo il 100%. Gesù è il mio Signore. In ogni cosa, regna sulla mia vita, in ogni cosa. Adesso passiamo alla seconda prova biblica di un vero credente. Un vero credente, secondo Giovanni, ama i fratelli in Cristo. Lui non sta parlando di non credenti, dovremmo anche amare anche loro, però qui sta parlando di amare i fratelli in Cristo. Versetto 7. Carissimi, se non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e anche in voi. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Da questi versetti è piuttosto ovvio che uno non può dire che è un credente e allo stesso tempo nutrire odio nel suo cuore verso un fratello o una sorella in Cristo. Giovanni è molto chiaro al versetto 11. Chi odia il suo fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre e non sa dove sta andando. Le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Ma invece, secondo il versetto 10, chi ama il suo fratello rimane nella luce, dove Dio vive. E non c'è nulla in lui che lo fa inciampare. Gesù dice la stessa cosa
nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 34 e 35. Giovanni 13, 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come vi ho amati anche voi. Amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete l'amore gli uni per gli altri. In versetto 35 dice chiaro e tondo. Da questo, cioè da che cosa? Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se non c'è questo amore per i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo, che evidenza c'è che siamo i suoi discepoli? Nessuno. Questo amore è la prova, secondo Gesù, secondo Giovanni, è l'evidenza che sono un vero cristiano, credente, nato di nuovo. Ma cos'è amore? Questo è un altro discorso. Non possiamo fare tutto in 5 minuti, però do almeno un riassunto. Cosa vuol dire amare mio fratello e mia sorella? Non vuol dire sempre che mio fratello è la persona più simpatica nel mondo per me. No. Io ho una sorella carnale, una sola. È simpatica, ma non la più simpatica del mondo, no? E ho 2 fratelli, ho 2 figli, diciamo, un maschio di 22 anni compiuto l'altro ieri e una femmina di 26 e mezzo. Si vogliono bene, ma non sono i più simpatici l'uno all'altro, vi garantisco. Umanamente potrebbe essere che mio fratello o mia sorella è piuttosto antipatico a me, potrebbe essere. Però amarlo o amarla è diverso da simpatia o antipatia. Amare mio fratello significa che cerco e desidero sempre il suo bene migliore nella volontà di Dio. Che cerco e desidero sempre il suo bene migliore nella volontà di Dio. Significa qualche volta, se necessario, che devo intervenire e correggerlo, rimproverarlo e se fosse un responsabile di chiesa anche disciplinarlo per il suo bene. Cosa dice l'autore della lettera agli ebrei, capitolo 12? Capitolo 12 degli ebrei dice: e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge quelli che ama, che Egli ama. E punisce tutti coloro che riconosci come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quelle correzioni di cui hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Dio corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Domanda: voi padri, abbiamo diversi padri qui, io sono uno, voi padri, o voi madri si potremmo anche dire, correggete i vostri figli? Perché? Perché li amate. Io non godo la correzione. Di essere corretto, nessuno gode. Non è piacevole delle volte. E quando devo dare correzione, non è piacevole.
Però lo faccio perché? Perché amo mio figlio, miei figli. Se non li correggete, la Bibbia dice chiaramente che non li amate. Avete mai pensato? Solo coloro che non amano i loro figli non correggano. Amare qualcuno è una scelta di cercare il suo bene migliore nella volontà di Dio. Avere simpatia per tutti i nostri fratelli in Cristo probabilmente non è realistico. Siamo troppo diversi. Avere simpatia per tutti non è realistico. Amare tutti i nostri fratelli in Cristo è un obbligo. Avete capito? Avere simpatia per tutti i nostri fratelli in Cristo probabilmente non è realistico. Però amare tutti i nostri fratelli in Cristo è un obbligo. È anche una chiara evidenza e prova che siamo veramente cristiani, nati di nuovo. Se questo amore per i tuoi fratelli non è una caratteristica nella tua vita, non puoi dire che sei un vero credente, secondo Giovanni. Invece, se la tua vita è caratterizzata dall'amore per i tuoi fratelli, allora è una chiara prova, una prova chiara, netta, che sei un vero cristiano, un vero credente, nato di nuovo. Due chiare prove di un vero credente dateci da Dio stesso. Un vero credente ubbidisce i comandamenti di Dio. Un vero credente ama i suoi fratelli in Cristo. Domanda: tu dici di essere un credente, un vero credente? Ci sarebbero delle prove bibliche da convincere una giuria di questo fatto? Queste due prove sono vere nella tua vita? Tu obbedisci i comandamenti di Dio? Tu ami i tuoi fratelli e le tue sorelle in Cristo? Domanda: c'è un fratello in Cristo? C'è una sorella in Cristo di cui non dico che è sempre simpatico a te, ma c'è uno o più di uno che non ami? No, questo no. Cosa dice la Bibbia? Amare i nostri fratelli e sorelle in Cristo non è un'opzione, è un obbligo. Dio ci comanda di fare. E se siamo veramente credenti, sceglieremo di fare questo. Anche contro la nostra volontà, anche contro le nostre emozioni. Io ho avuto dei colleghi a Trieste, non quella attuale, nel passato, persone che mi hanno fatto del tutto, reso la mia vita difficile. Simpatici, nemmeno per sogno. Però io ho anche reclutato loro. Erano membri della mia chiesa in America. Il padre di uno era proprio il mio mentore, il suo fratello il mio amico migliore. Io ho scelto non sempre non avevo sempre emozioni positivi verso di loro, però ho scelto di amarli, mai di cercare di farli male, per il loro bene. Quando hanno deciso di lasciare l'Italia, di lasciare la nostra squadra, io diciamo, non era scelto loro, mai suggerito. Infatti mi era preso sorpreso. Avevo sempre incoraggiato, dato spazio per incoraggiarli a crescere. Dobbiamo scegliere di amare, nonostante le emozioni, nonostante come ci trattano. Non siamo responsabili per le loro azioni, siamo solo responsabili per le nostre azioni, le nostre scelte, non le loro. Preghiamo. Signore nostro Dio, la tua parola è favolosa, ma non sempre facile per
vuoi tu parlare ai nostri cuori? Esaminaci per mezzo della tua parola. Padre, se qualcosa non va, vuoi tu operare in noi. Cambiaci, trasformaci, rendi noi quello che tu vuoi. Vogliamo essere tutto quello che tu vuoi che noi siamo. Ti lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie Davide, grazie al Signore che ha parlato, hai fatto delle domande, ognuno di noi è chiamato a esaminarsi. Abbiamo le prove, abbiamo la scrittura dove possiamo trovare ogni cosa, troviamo le parole di Gesù e quando abbiamo un dubbio possiamo andare a Gesù e chiedere, trovare nella sua parola ciò che lui ha detto e poi possiamo scegliere se ubbidire o meno. E quindi è sempre una scelta personale quella di ubbidire, sempre, non sono scelte facili nella nostra vita, ma siamo chiamati dal Signore a scegliere di amare. E allora grazie per coloro che ci hanno ascoltato da casa. E vogliamo salutarvi e dirvi che il Signore vi benedica, la benedizione del Signore sia su tutti voi, vi aspettiamo ai nostri incontri, siete sempre benvenuti e vi salutiamo con il canto Solo Gesù.